Una delle misure di cui si parla è proprio vendere il patrimonio pubblico, però anche questo ti permette di tamponare un buco, ma non di risolvere strutturalmente il problema dell'equilibrio di bilancio. Molti enti pubblici lo stanno facendo. Prego. No, il problema, come stavo dicendo all'inizio, è strutturale. L'Italia è diventato un lusso, probabilmente, che noi veneti non ci possiamo più permettere. Abbiamo fatto un calcolo con l'indipendenza veneta, senza nessun'altra riforma, ma solo attraverso l'acquisizione dell'indipendenza veneta, senza cambiare nulla. La busta paga media di un cittadino veneto diventa più ricca ogni mese, in termini netti, di 500 euro. Cioè, ogni veneto che lavora solo con l'indipendenza si trova in tasca 500 euro in più. Perché? Perché noi siamo come la Merkel, noi veneti. Solo che noi, a differenza della Merkel, non possiamo fare come fanno i tedeschi, che si rifiutano di pagare i debiti dell'Italia. Noi veneti, i debiti dell'Italia li dobbiamo pagare perché ci vengono trattenuti alla fonte i nostri soldi. Ogni anno dal Veneto vengono sottratti di tasse che non tornano nel territorio sotto nessuna forma 20 miliardi di euro sui 70 miliardi che paghiamo. Li distribuiamo e diamo 500 euro di aumento. La prima regola per noi cittadini veneti sarebbe questa: come fanno i tedeschi giustamente, non dovremo più dare i soldi a chi noi ha dimostrato che mi sembra Achille Lauro. Ti do 500 euro, ma te li taglio a metà, te ne do la prima metà, dopo se mi voti ti do anche la seconda metà. No, il dramma è proprio il voto di scambio, direttore, è proprio il voto di scambio. Il voto di scambio che assieme al corporativismo ha creato questo cemento di questa burocrazia che è assolutamente irriformabile. L'unica riforma possibile è scioglierla attraverso l'indipendenza. Non fai i posti di lavoro perché è la San Vincenzo, fai i posti di lavoro perché pensa di guadagnarci, perché pensa che siano produttivi. Bisogna fare le premesse. Su questo concetto. Ma prima si chiedeva alla Camusso, nella domanda la Camusso diceva: ma lei, secondo lei questo paese non ha futuro? No, il dramma è che non ha presente, cioè il dramma è questo, cioè in questo momento oggi è qui che non ci sono prospettive, non ci sono per l'economia, non ci sono per la vita, perché appunto comunque il costo della vita sale nonostante questo. Allora a questo punto io credo che siamo arrivati al momento di prendere delle decisioni che non possiamo più dilazionare nel tempo. La politica. La politica. È più importante, perché in qualche maniera, insomma, anche il contenimento della spesa, anche se è sacrosanto, ha un effetto recessivo alla fine. Sarebbe preferibile riuscire a favorire di più la crescita, lo sviluppo. Sì, ma il problema è che noi questo lo puoi fare se tu non sei indebitato fino al collo. Noi abbiamo un problema di conti che non stanno bene, vogliamo restare nell'euro, questi conti devono comunque quadrare, nessuno vuole pagare i nostri debiti, ergo tu devi comunque far sì che il sistema si sviluppi, ma abbiamo visto i numeri, questo sistema non è in grado di svilupparsi, anzi è in avvitamento su se stesso. Allora da questo punto di vista la soluzione è proprio quella, cioè per tagliare i costi dello Stato tu devi semplificare questo Stato, creare degli Stati più piccoli indipendenti, che sono anche responsabilizzati, perché a quel punto tu hai un controllo della classe dirigente, sei più vicino alla popolazione e lo dimostrano anche le statistiche, in un mondo globalizzato i paesi con i cittadini che hanno il più alto grado di benessere sono cittadini che vivono in stati con piccole dimensioni. Purtroppo siamo l'Italia, non dimentichiamoci che da noi l'istituzione delle regioni, che doveva essere una razionalizzazione, che doveva comportare l'abolizione delle province, perché sono organi italiani, dobbiamo sciogliere cioè colpire invece la speculazione e provare a dirottare le risorse sull'investimento produttivo possa essere una politica interessante. È già stato dimostrato che se non lo fai assieme a tutti gli altri paesi, lo fai solo tu, a quel punto succede solo che fai scappare i capitali e gli investimenti altrove. Cioè, non puoi farlo solo tu, lo devi fare in modo concertato con altri paesi, ed è la grande discussione che c'è. Invece dire noi tassiamo la speculazione e basta è semplicemente un atto di demagogia in questo momento, perché tutti ti danno ragione ma non ha un effetto pratico, anzi è controproducente.
l'incognita sulla quale si ragiona, insomma, no? Perché purtroppo, poi secondo alcuni, vi dicevo, ma anche personaggi autorevoli che mi è capitato di sentire nelle scorse settimane, ritengono che ci cacceranno fuori a pedate, quindi saremo costretti. L'euro di sicuro non favorisce paesi come lo Stato italiano, che non sono paesi virtuosi da un punto di vista dei conti e della, diciamo, sostenibilità fiscale. In queste condizioni gareggiare con l'euro è una gara veramente ad handicap per noi. Per noi, sì, assolutamente. Sì, cioè, questo è penalizzare di un terzo. Questo è vero, non c'è dubbio, insomma. Bene signori, direi che possiamo fermarci qui per questa...